Buonasera a tutti, Visti TV, ite nuova de oggi, die 7, domenica del suo mese, de lampada, oggi die de suo Signore, e avete pure la prima comunione, e su quel domini, pure la prima comunione, poi la persone l'hanno sentire pure in diretta in Visti TV, e dimos poi ne ragionamos, insomma. Allora, andiamo come innanzi e vediamo come sono le questioni. Allora, vediamo un po' di bisogno figura che mi sarà spazio. Ecco qua, sì, bisogno, quindi potremo andare da innanzi. Ecco qua, la via presenta di voi, si presenta bella luminosa, su che è libero, perché non vede la striatura, ma de poco punto, la ida è completamente illuminata a 29 gradi temperatura massima. Ecco un'altra videata, un pacchetto più larga e poi torniamo direttamente su Zaravallo. Ecco, su Zaravallo abbiamo appunto una idea di come è stata essa via, non era fino che mi sono calcolata, belle che potuto da via, ma la calcolatura è scusta, insomma, queste belle che fa, così sono sta arrivando a tutto canto a Saida, 29 gradi, poi crasa, invece sono le treno, più o meno 29 gradi su Mattessi, e poi tutto via. Bene, mi manca, vabbè, non sono stata trasmessa, basate alla figura, purtroppo questo succede sempre così spesso, un attimo che la devono sta a smettere, così no. Mancano. Un attimo. Ah. Come da ad arrivare, ma poi intanto diamo questa bella nuova, camuso di Lucia Pala, suor Lucia Pala, che è stata insignita di un onore importante, che veste l'ambasciatore di Dubai, e che resta consegnando la pergamena e Lucia, che in tutto che erano assegnati in India, insomma, che in tutto sono deficienza, si scollega, a chi bisogna, o che in questi ospedali non vi assistono sulle prove, ormai diamo su chi veste scritto o questo evento. E questo è su capo scritto ieri, che capita Suor Lucia Pala, cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia, onorificenza, datale da esso presidente Sergio Mattarella, posto impegno suo sulle brosaie del Vimala in India, un bebè dai 40 anni, già 40 anni. Lucia, missionaria dell'Immacolata, si è dedicata proprio tutta la vita all'assistenza di chi ha bisogno, con serenità e contenta di adimperare ad una pugna che pare a suo compagno di scuola suo, battore cartella, padre battore cartella, sei un po' posto da minore, amantiosa sempre della vita, della gente dei vizi, vigila tale frequente e a tutto trasmettete la stessa serenità e contentezza, della baita in cara e canno tardeia, ma canno ti saluto e così via. Con sa scale con serenità e contentezza, ha aiutato i poverito, le malasaltate, che ne hanno bisogno. È proprio vero, un altro mondo esiste.
un mondo diverso, un beh non si cambia, sofferenza, derruimento, se morte, con guerra, se disaccato, ma paziente chi chi con fa che lecchio è amoroso o la sofferenza alla s'alleviano invece della scausare. Questo è sul mondo di Lucia, del suor Lucia Pala. Motivazione della sonorificenza. L'empatia con la quale interagisce con la popolazione locale, in particolare con i pazienti di Mala, Dermatological Center, ha reso il suor Lucia Pala un esempio di dedizione della sua missione, anche grazie alla straordinaria capacità di entrare nel tessuto sociale indiano con semplicità e pragmatismo. La sua missione si svolge, nonostante le sfide quotidiane dettate dalla sua semplice gestione del centro, insieme alle altre consorelle, gli angeli bianchi, come lei stessa ama definire le missionarie, si dedica all'aiuto dei poveri, alla difesa dei diritti delle donne. Il nostro compito, narrata, è curarle gratuitamente, afferma Suor Lucia, sostenute dalla grazia del Signore e dalla generosità dei benefattori, e far sentire i pazienti delle persone nella loro dignità, destinatarie di amore e di rispetto. Parla fluentemente l'indi, il marathi, il telugu e l'inglese. Dopo decenni in India si sente parte integrante della società locale, ma il suo cuore è sempre legato all'Italia e alla sua Sardegna. In Salfottolo, Lucia chiede il titolo di onorificenza dai succonsoli italiani di Mumbai. E quindi la fotografia ve l'ho già portata al video, ok, eccola qua, tutto come viene consegnata la pergamena, un'ispilla di ammento, eccetera, eccetera, insomma, suor Lucia Pala, chissà de Michelli Murino, io che però la fotografia del capomannato non sono arrivata, quindi la andiamo a cercare il satiro, la pagina che tanto bini già da edere, ed è preciso, amolo questo avviso, borsa di studio regionale e buono libri, borsa di studio anno scolastico 2025-2026 e buono libri 2026-2027. Presentazione della domanda entro mercoledì 15 luglio cioè 2026. Poi abbiamo durante lo stoccamento, ecco qua, Unione dei Comuni del Montalbo, agevolazione ticket e parcheggi nel litorale dei comuni di Posada e Siniscola. In Posada costa tariffa 2 euro al mese a die, tutto rientra a 3 euro. In Posada è gratuito, però tocca degli su ticket e commenti residente in questa zona. Insomma. Poi abbiamo ordinanza del 23/03/2025, gruppo adesso a protezione Corpus Domini, chi partiti a Sasunnichi da Chiesa Nostra Signora del Miracolo, poi via Dante, piazza San Giovanni, via Brigata Sassari, piazza Sproni, corso Vittorio Veneto, chiesa San Giorgio. Considerata la necessità di vietare la circolazione veicolare limitatamente al passaggio del corteo lungo le strade comprese nel percorso sopra indicato, onde consentire il regolare svolgimento, si vieta la sosta e la circolazione. Bene, poi vamos all'appuntamento King Santo Ioanne Battista a Zutrei, che è il battore di dell'Ampata, sabato 3 che San Benese Corda, l'ortata dell'Ongolo, domenica 14, Santa Messa a mezzodie, poi a sa 1:15 il pranzo, a sa battere le ortaidie, torneo di morra e balli in piazza. Poi abbiamo il galo, sempre su 14, in una giornata de pilora organizzata dal socio a Chimulo. Tour speciale, animali fantastici e dove trovarli. Per i più piccoli inizio escursione alle 9:30. Organizzato questo pare a il contributo del Parco Naturale Regionale di Tepilora. Poi vamos
che inizia dal centro estivo 2026, apre il centro estivo 2026 dal lunedì 15 giugno a venerdì 7 agosto alle ore 8.30 alle 12.30, rivolta ai bambini di età compresa fra i 4 anni nati cioè nel 2022 e i 9 anni nati nel 2017. Per i costi ed info contattare la biblioteca comunale di Bitti, telefono 0784 41 44 05, email biblioteca comunale bitti.nu.it. Torniamo sorta a sul giornale, siccome sarà segna stampa, e cominciamo diritto qui sa Nuova Sardegna, prima pagina. Cercate il mio Michel, l'appello di Cristina, madre di Frison, scomparso nel luglio 2024 ad Ura. Una memoria depositata in procura. Ci sono altre persone da sentire, potete scrivere. Non si è scritto interno adesso da 20 batte, vabbè. Sardegna rieccomi, il mio Rocco è nato qui e con questo intervento in esclusiva con Vasco Rossi, è nato qui, nato là, eccetera, eccetera. Martina, svanita nel nulla a Cagliari, mancata una piscina, il giallo della Scogliera. Amministrative 2026, oggi e domani, seggi aperti 148 in 148 comuni. Progetto a Cala Finanza, la società fa marcia indietro, niente bungalow d'estate. Disequilibri, il gigante Europa vuole essere fragile. Parlare dell'Europa come gigante sempre più fragile, dei tanti errori commessi dalle istituzioni continentali negli ultimi 30 anni, non è una moda né una scelta culturale, ma una necessità se si vuole tentare di arginare il declino dell'Eurozona in corso. Sotto uccelli del malaugurio. Per decenni il continente ha rappresentato la più grande area commerciale del pianeta, una potenza industriale senza eguali, il mercato più ricco e sofisticato del mondo. Cibo e medicine, la Brigata Sassari porta in Libano il cuore dell'isola. Interventi umanitari grazie alla generosità di comuni e associazioni. Genere alimentare, abiti, medicine, presidi sanitari. Il grande cuore della Sardegna, della Brigata Sassari, batte in Libano e porta aiuto prezioso alla popolazione, alle strutture sanitarie e ai nuclei familiari in condizioni di particolare fragilità. I militari italiani, al comando del generale Andrea Fatticelli, hanno completato una serie di interventi in collaborazione con alcuni comuni, associazioni e parrocchie dell'isola. Allora il bene Acre, insomma. La Sardegna sceglie 148 sindaci. Si vota oggi e domani. Le sfide di Quartu, Sesto, Salluri, Tempio e Porto Torres. Pale e Pannelli, un assalto. Via libera del governo ai maxi impianti. Piste ciclabili, un pasticcio. A Cagliari monta la protesta. La guerra in Iran, questa è su Papa, non è giusta. E va bene. Andiamo da innanzi, rientriamo nella prima pagina ed è preciso, dimmi appunto proprio che questa Unione Sarda veste la nuova de Sor Lucia Pala, l'onorificenza del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella l'ha raggiunta a Mumbai, in India, dove da decenni ha assistenza sanitaria e tanti sorrisi ai malati che bussano al lebbrosario e hanno necessità di cure. Suor Lucia Pala, missionaria originaria di Bitti, è diventata cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia. Un riconoscimento prestigioso, forse anche inaspettato, che premia l'impegno instancabile nel lebbrosario di Vimala, diventata la sua casa da oltre 40 anni. Lei, missionaria dell'Immacolata, è molto legata al paese d'origine dove torna periodicamente. L'ultima visita nei mesi scorsi, poi la ripartenza per l'India. La sua scelta missionaria è maturata sin da giovanissimo, condivisa da un compagno di
scuola, ovvero padre Battore Carpella, impegnato nel dialogo interreligioso e ucciso poi nelle Filippine nel 1992. Bene, andiamo da innanzi e andiamo a fare dare Open Day Emicrania al San Francesco, ospedale, una giornata dedicata all'emicrania con servizio gratuito clinico, diagnostico e informativo. Il 17 giugno l'ospedale San Francesco di Nuoro aderisce all'Open Day sull'emicrania, giunto alla sua quarta edizione, promosso dalla Fondazione Onda ETS. Mercoledì 17 giugno alle 8.30, dalle 8.30 alle 14, dalle 14.30 alle 18.30, nella piattaforma ambulatoriale dell'ospedale di Nuoro sarà possibile sottoporsi a visita neurologica con i medici specialisti della neurologia Stroke Unity, la dottoressa Daniela Margherita Pinna e la dottoressa Loretta Racis. Le prenotazioni saranno aperte da venerdì 12 giugno fino all'esaurimento posti disponibili. Il numero di telefono è 0784 24 0805, oppure entrare in questa piattaforma del ambulatorio, cioè piattaforma.ambulatoriale hst crocheda aslnuoro.it e anche sa prenotazione. Allora, poi no, che andiamo da innanzi, emigrati, dimissioni in massa, purtroppo succede in tutta questa scuola, raffasi, chi appunto dell'organizzazione verso emigrato sardo in Italia, resti spaccata già prima e come este gallo di chine da spaccare. Dimissioni in massa, 4 su 9 lasciano, dimezzato l'esecutivo, Fasi, la federazione dei circoli sardi in Italia. Anche i fedelissimi se ne vanno, è terremoto nel comitato esecutivo di Bastianino Mossa, presidente di Fasi, la storica federazione degli emigrati sardi, già travolta dalla crisi a marzo 2026, fu scissione con la nascita di SEU, la nuova associazione dei circoli in Italia, diventata maggioritaria per numero di iscritti. Adesso in Fasi 4 dirigenti su 9, gli stessi che nel caos dello strappo avevano difeso Mossa, hanno deciso l'addio in massa. In 3 hanno sottoscritto una lunga lettera, un rosario di accuse che azzoppa la guida direttiva e amministrativa. Il quarto dimissionario, il coordinatore dei giovani, ha inviato una nota stringata, ma che ricalca il contenuto dell'alto testo su grave e persistente mancanza di trasparenza, di collegialità e di condivisione delle scelte strategiche. Insomma, questo Bastianino è diventato Bastianone, non si lascia menteschina da nessuno. Allora, no, che bisogna, l'isola sceglie 148 sindaci, incognita quorum sul voto. In 62 comuni c'è una sola lista, serve il 40% degli elettori, riflettori puntati sui risultati di Salluri, Tempio e Porto Torres. In provincia di Nuoro, Bestia, Azzara, Asti, Sbiroli, Bortigali, Deslo, Gavoi, Lei, Lodè, Mamoiada, Noragugume, Olollai, Olzai, Onifai, Osidda, Ottana, Posada, Seulo, Tiana, Tonara, Torpe. Andiamo da innanzi, un'invasione da oltre 77.000 pannelli. Nelle torri a Ierzu, energia destinata fuori dall'isola. Chiaro che ne fa che da Sardegna una ciabatta energetica. Brigata Sassari e Sardegna insieme. In Libano cibo, vestiti e medicine. Il sostegno del contingente italiano guidato dal generale Andrea Fraticelli,
per la Brigata Sassari, distribuine, insomma, merce che è stata donata da Essere Sardo. Nuoro, centro intermodale, la svolta, apertura all'inizio di agosto, ma giovedì sarà inaugurato il parcheggio con 125 stalli blu, appaccamenti insomma. Addio all'eterna incompiuta, il comune di Nuoro e l'ATP annunciano la cerimonia di inaugurazione del parcheggio del centro intermodale, importante infrastruttura destinata a migliorare l'integrazione tra i sistemi di trasporto e a rafforzare la mobilità sostenibile del territorio. L'inaugurazione si terrà giovedì prossimo alle 16 nel centro di via Trieste. La cerimonia rappresenta il primo passaggio verso l'apertura della struttura prevista ai primi di agosto, che rappresenta un tassello strategico per lo sviluppo della mobilità cittadina e l'interscambio tra diverse modalità di trasporto, offrendo servizi più efficienti ai cittadini e visitatori. Ma ja sono una via. Riso, siamo in provincia di Oristano, in si produce su riso e ne siamo andati chissà Nuova Sardegna. Riso ora si semina col drone. Questo drone sono in due, semina una bomba, ma viene al riso. Da Ferrari parte l'innovazione. Presto i fitosanitari, eppure che sono drone, getti più precisi e produttività migliorata. Allora, sono 20 anni che utilizzano la tecnologia per innovare e sperimentare la coltivazione in risaia e oggi siamo i primi a seminare il riso con il drone. È un processo in cui crediamo molto e su cui intendiamo investire personalmente nell'immediato, perché potrà ridurre l'inquinamento e alleggerire il lavoro in campo. Gianni Ferrari, seconda generazione insieme a Carlo, ieri mattina ha caricato lui stesso le sementi nella tramoggia collegata al veicolo, un bestione concentrato di tecnologia che ha sapientemente sorvolato il campo già irrigato, facendo cadere lungo il tragitto e su circa 4,5 ettari di risaia la varietà bramante di tipo arborio, una delle tante prodotte dall'azienda Ferrari su circa 350 ettari che compongono l'azienda, e quindi è un'azienda metamanna. Andiamo da innanzi, affitti alle stelle, crescono più dei salari. A Cagliari un appartamento di 70 metri quadri costa in media 800 euro al mese, potenziale. Allarme della CNA Sardegna, aumenti oltre il 31% in 6 anni. I lavoratori non ce la fanno. 800 euro su mese. E poi bestarga le pagare, affitti alle stelle, quindi questo è un giornalisti. Accise, taglio prorogato e dimezzato, le pagina italiana, sconti sino al 3 luglio, ma sul diesel c'è la riduzione da 10 a 5 centesimi, cioè praticamente non è che centesimi, come queste 15 centesimi. Andiamo da innanzi, i volenterosi a Londra, Trump si sfila, e vabbè, Trump ha già rogna sua, vertice con Zelensky senza l'Italia, Meloni io che sospende l'indecchi staffa, e quindi lui schietincare la fonte, gli USA se la vedano tra di loro, andato, piccuno e che lo clamano praticamente su delle atti del Trump. E il presidente si appisola, ironie nella rete, vabbè, insomma, da 80 anni. Trump ha un problema a restare sveglio durante gli eventi ufficiali. Il presidente è stato di nuovo pizzicato mentre si appisolava alla Casa Bianca e l'ironia del web si è scatenata. Il video mostra Trump che sta ascoltando una serie di interventi seduto alla sua scrivania e in un paio di momenti sembra chiudere gli occhi abbandonando la testa
da un lato, poi la rialza di scatto, ma poi richiude gli occhi. L'ironia dei social non ha perdonato e soprannomi come Commander in Sleep vabbè, che avevano appioppato al suo avversario Joe Biden hanno spopolato il web. La tendenza ad appisolarsi si aggiunge ad altri dettagli inquietanti sulla salute del presidente, che il 14 giugno spegnerà 80 candeline dalle caviglie gonfie ai lividi sulle mani, tanto più che neanche un mese fa è tornato al Walter Reed Medical Center di Washington per la sua quarta visita dall'inizio del secondo mandato. E vabbè, insomma, dai. Il Papa in Iran non è una guerra giusta. Leone in Spagna preme per il negoziato sull'Ucraina e l'UE, l'Unione, l'Europa, l'Unione Europea è un dono, certo. Sono quello che non batta la democrazia di pure del tipo capitalista. Il viaggio di pace di Papa Leone, la guerra costa vite, non è giusta. Ucraina russa, il disgelo si allontana. Il conflitto, attacchi di Kiev su Mosca e San Pietroburgo. Mosca risponde. Tra Ucraina e Russia lo scenario di un possibile disgelo sembra già tramontato. La proposta di un faccia a faccia lanciata a Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin è stata respinta dal capo del Cremlino, che ha definito maleducata la lettera aperta del leader di Kiev e ha spiegato di non vedere alcun motivo per l'incontro. Maleducato. Allarme spionaggio israeliano contro gli USA. I vertici del Pentagono alzano il grado di allerta. Ebbene, Netanyahu non gli basta su che fa in atterue, come resta interessante pure di spiare l'americano. In questo terminamos esta novela de hoy e nos damos appuntamento torna a casa a stanotte ora. Intanto, tanto augurio e ad altro riconoscimento a Lucia, a Sor Lucia Pala che Mercurio Bratile ca este lo rasta ca este Lucia Pala composto sa mamma, tia Caterina, sorre, le babbo. A mezzo vedere, buon a tutto, dai, Visti TV e mezzo a Crash.